cedo la conduzione a Luciano. No, ma allora, prima di tutto, ecco, grazie a tutti. Siamo qui a presentare questo progetto, è stato reso possibile. Aspetta, non è ancora collegato la diretta streaming, quindi Perfetto. guarda, taccomi, dopo ti do parola. Bene, buongiorno a tutti, un ringraziamento al collega e amico Luciano Sandonà, presidente della prima commissione consigliare, che ha voluto organizzare qui a Palazzo Ferrofini la presentazione del corso Family Assistant Invecchiamento Attivo. Si tratta di un tema strategico, come ho detto poco tempo fa con un'iniziativa su un tema abbastanza simile della collega Brescaccin. In Italia il modello di welfare si caratterizza per una tipologia di interventi basati sui trasferimenti economici, quasi tutte pensioni, piuttosto che servizi. In particolare su 28 miliardi di spesa, quasi 27 sono trasferimenti monetari pari al 96,4% della spesa totale. Nei principali paesi europei la quota di trasferimenti si attesta attorno al 70%, Italia 96%, Europa media 70%. Oggi invece parliamo di un servizio che nasce dopo un preciso corso di formazione su un tema che non è facile e che richiede grande disponibilità, sia fisica che mentale. Proviamo a pensare alla parola caregiver. Sulle pareti della scuola di Don Lorenzo Milani, a Barbiana, stava scritto che I care, io mi impegno. Spesso nel dibattito sulla traduzione in italiano il termine caregiver non si è compreso come la forza della parola inglese stia proprio in quel care, cioè l'impegno profuso da chi dà assistenza all'interno della famiglia a una persona non autosufficiente. Il verbo corretto in italiano sarebbe accudire, concetto che rimarca l'idea di curare, verbo radicato nell'ambito familiare e dal quale ricaviamo accuditore o accuditrice. Impegno e cura, dunque. In Italia i caregiver dei pazienti con demenza sono la grande maggioranza. Sono in genere donne, il 74%, di cui il 31% di età inferiore ai 45 anni, il 38% di età compresa fra i 46 e i 60 anni, il 18% tra i 61 e i 70 anni e ben oltre il 13% oltre i 70 anni. È difficile classificare le situazioni che questa figura si trova ad affrontare, perché ogni contesto familiare è differente, così come lo sono esigenze specifiche di ogni persona malata e come sono diversi tra loro anche i singoli caregiver. E qui passo alla terza parola chiave, a cui ho peraltro accennato, la famiglia, perché si accudisce di norma dentro all'ambito familiare. Ma se la famiglia è in crisi, cosa succede? Non è una domanda da poco, visto che appunto le reti familiari stanno mutando profondamente e velocemente, stante anche l'invecchiamento della popolazione. In Italia, nonostante il ruolo che la famiglia riveste nell'organizzazione sociale e l'apporto che essa arreca al sistema pubblico di welfare, gli interventi di sostegno si dirigono per lo più verso i singoli obiettivi e sembrano non privilegiare la famiglia in quanto tale. Non dimentichiamo poi che un terzo dei caregivers italiani hanno più appunto di 61 anni e dopo la riforma Fornero una gran parte di questi cittadini non più giovani è impegnata su più fronti: il lavoro, la propria famiglia, dove magari troviamo figli disoccupati, la cura dell'anziano. Pur essendo disponibili numerosi strumenti a favore dei soggetti non più autosufficienti, dei malati, degli invalidi, degli anziani, dei più poveri, manca talvolta una politica organica di sostegno alle famiglie, viste come organismi complessi che meritano un'attenzione nella loro interezza. Tale criticità rischia di non favorire le azioni che andrebbero rivolte alle famiglie, che consentirebbero di tener conto della fragilità attuale e di rischi di ulteriore indebolimento a seguito delle trasformazioni sociodemografiche. Il sistema di sostegno informale incentrato sulle famiglie è infatti già da tempo profondamente in crisi per effetto della progressiva riduzione dei componenti della rete che possono prestare aiuti e dall'aumento di soggetti che ne fruiscono. È necessario tener conto di questa criticità per riconoscere il ruolo della famiglia come centrale e anche come produttore di beni comuni, non solo per i propri membri, ma per tutta la collettività. Ecco che il corso appunto che oggi presentate
è di fondamentale importanza per tante situazioni che invece hanno bisogno di un aiuto nell'ambito familiare, nella rete parentale, e che grazie al corso che appunto oggi voi presentate possono assumere quelle professionalità o quelle iniziative che sono utili a lenire o a gestire situazioni non sempre facili. Lascio la parola all'amico Luciano Sandonà, che ha fortemente voluto la presentazione di questa iniziativa. Grazie Presidente. Intanto lo ringrazio anche del discorso che ha fatto, perché credo siano state dette tante belle parole e credo che ne valga la pena per un'iniziativa così valente come quella che presentiamo oggi. Io saluto tutti voi, saluto il vice sindaco di Piazzola, Cristina Cavinato, che è stato un po' il motore dell'iniziativa, assieme al dottor Fortin, che appunto ha coordinato tutta l'iniziativa e messo in piedi un progetto che è stato sostenuto dalla Regione Veneto, dall'assessore Lanzarin, di cui porto anche i saluti, ed è un progetto anche così unico, perché mette assieme diversi comuni, quindi Piazzola sul Brenta, Campo San Martino, Morgano, Rovolon e Vo. Sicuramente è un progetto anche molto particolare e nuovo, anche, che potrà fare anche da volano e da capofila anche per altri progetti, magari per altre iniziative di altri comuni, che possono avere sempre così un aiuto e un supporto comunque da parte della Regione, con il fondo di cui poi si farà accenno. Ecco. Per finire ringrazio la cooperativa Jonathan, che è quella che metterà in piedi anche il progetto, proprio lo metterà in piedi fisicamente, quindi con questa serie di incontri, di formazione, e non mi resta altro che dare la parola al dottor Fortin. Vi l'avevo detto anche prima, questa, lo dice sempre anche il Presidente Ciambetti, è la casa dei Veneti, quindi iniziative di questo tipo sono giusto anche presentarli nella nostra sede. Noi daremo sempre il massimo spazio e credo che siete i benvenuti appunto qua. Poi insomma vedrete anche qualcosina anche dello svolgimento del Consiglio regionale. Per appunto le cose interessanti e di alta valenza anche significativa e eticamente e moralmente alta, ripeto, questo spazio è sempre a disposizione. Quindi quando i comuni, quando i colleghi mettono in evidenza cose belle che vengono fatte, utilizziamo gli spazi appunto della più alta istituzione democratica della Regione Veneto anche per dare voce ai territori. Dottor Fortin, vecchia conoscenza in ambito ANCI e dintorni, con professionalità poco comuni, vi assicuro, negli esperti del settore. Prego Fortin. Grazie Presidente Ciambetti, il mio è un semplicissimo ruolo di moderazione. Ringrazio il Presidente del Consiglio per aver speso queste parole, di cui lo ringrazio, il Presidente della Commissione Sandonà. Dopo tante voci maschili, ecco, il mio compito è di dare voce a chi poi ha messo gambe al progetto. Ne faceva menzione il consigliere regionale. Il progetto coinvolge 5 comuni, capofila è il comune di Piazzola sul Brenta, abbiamo qui il vice sindaco e l'assessore ai servizi sociali del comune di Piazzola, e quindi ritengo doveroso dare a lei la parola per illustrare il contenuto di questo progetto, che vede più attori possibili, la Regione Veneto, che ringrazio nuovamente, e che, tanto per dare una notizia numerica di carattere anche giornalistico, ha finanziato il progetto con 50.000 euro, e quindi molto significativamente risorse alle quali poi si aggiunge anche la parte dei comuni. La parola all'assessore Cavinato, che ringrazio, perché senza chi vuole questi progetti, senza chi mette gambe poi a queste idee, è difficile realizzare queste cose. Sì, grazie a voi, grazie Presidente, grazie al Presidente della Prima Commissione, perché mi danno sempre spazio e io non posso che ringraziarvi. Il progetto nasce grazie a un finanziamento della Regione. La Regione ha messo in bando, quindi ha messo a disposizione una quota non indifferente, 50.000 euro, per un progetto sull'invecchiamento attivo, quindi su quello che sono una serie di attività che possono agevolare la fascia dei cittadini di una certa età.
Vi dico la verità che ho pensato ai miei genitori, perché o comunque a quella fascia, siamo tutti in età in cui abbiamo genitori anziani, almeno insomma chi ce li ha ancora, chi ha ancora la fortuna. L'aspetto dell'assistenza è una prima preoccupazione, e abbiamo pensato di utilizzare una parte di questi fondi per un progetto di assistenza in famiglia. Chi ha un genitore sa cosa vuol dire e non occorre che spenda altre parole. Abbiamo pensato però a una formazione di assistenza familiare che fosse preparata. Ecco allora che ci è venuto incontro la cooperativa Jonathan con un'educazione, una preparazione di queste figure che faranno da assistenti familiari, fornite di una preparazione di pronto soccorso, di assistenza familiare, un corso base che non li equipara alle OS, ma li mette in condizione di svolgere il loro lavoro in maniera più professionale possibile. Ecco quindi che nasce questa figura di family assistant, cioè con i soldi finanziati dalla regione finanziamo un corso di formazione per persone che vogliono fare da assistenza alle famiglie, dando loro delle competenze. Finito questo corso, queste persone saranno inserite in un albo intercomunale, infatti partecipano più comuni a questo progetto, quindi la famiglia che vuole, che richiede un'assistenza familiare può consultare un elenco di persone preparate che hanno fatto questo corso e tra l'altro, poi Silvia ve lo spiegherà meglio, scegliere la persona e anche stabilire con questa persona anche il tipo di contratto, la contrattazione, che è un aspetto che sicuramente non è di secondo livello quando cerchi una persona che faccia assistenza in casa. Il secondo filone del progetto, e qui ho invitato appunto in questa sede gli amici di Piazzola, Auser e Proloco, è la promozione del territorio attraverso quello che a me piace tanto, perché porto spesso qua le persone in regione secondo un filone che si chiama tra storia e istituzioni. Mi piace che i cittadini incontrino le istituzioni, vengono a vedere dove si fanno le leggi, vengono a conoscere i propri rappresentanti e quindi oggi siete qua perché è importante questa conoscenza, e poi anche perché Auser e Proloco si occupano della seconda parte del progetto, che è quella dell'incontro e della conoscenza del territorio, che ci dà occasione di uscire insieme e quindi di avere delle occasioni di uscita e anche di conoscenza del territorio. Mi fermerei qua e lascerei la parola poi a chi mi segue. Grazie. Grazie all'assessore Calvinato. Abbiamo parlato di regione, istituzione, abbiamo parlato di 5 comuni, abbiamo parlato di partner delle cooperative. Adesso noi abbiamo qui la dottoressa Ranzato che ci illustrerà come Jonathan e non solo hanno messo in campo questo progetto coinvolgendo più professionalità non solo della nostra regione, più cooperative sociali, per fare le cose nel migliore dei modi, io direi, e anche in un modo molto innovativo, molto tecnologico. Dottoressa Ranzato, a lei. Grazie. E anch'io saluto tutti voi e ringrazio per l'opportunità di essere qui oggi. Allora, il mio compito è quello di cercare di spiegare in maniera un pochino più operativa, più concreta, in che cosa consiste questo progetto innovativo. Allora, innanzitutto abbiamo detto i comuni, quindi un ruolo fondamentale lo hanno i comuni, in particolar modo Piazzola sul Brenta come capofila, perché garantiscono che questo progetto sia valido da un punto di vista istituzionale, per cui danno veramente una garanzia di serietà e di presenza sul territorio. Poi la cooperativa Jonathan ha il compito di coordinare, di gestire il coordinamento generale e di organizzare, realizzare il corso di formazione e i colloqui con gli aspiranti family assistant. È molto importante questa parte di conoscenza e di formazione, perché ci sono tante piattaforme che magari dalle quali si possono prendere delle badanti, però è importante che si conoscano queste persone e quindi che ci sia la garanzia che sono persone in grado di fare quello per cui sono inserite nell'albo, e che danno anche una garanzia di moralità nel momento in cui poi le famiglie le accolgono in casa. Quindi questo è un aspetto molto importante. Poi l'altro aspetto che volevo sottolineare è che al momento questo progetto è innovativo perché vuole formare delle persone
che non sono proprio delle badanti o delle OSS, ma fanno delle attività, come dire, abbastanza quotidiane e si propongono di aiutare le famiglie nella preparazione dei pasti, nella compagnia, nell'accompagnamento alle visite mediche, nei trasporti in generale, quindi attività abbastanza semplici, però sono quelle che molte volte danno difficoltà, per esempio a chi lavora perché deve prendersi dei permessi, accompagnare i genitori. Invece in questo modo i familiari possono avere la garanzia di una persona che fa queste attività semplici e che accompagna il familiare e quindi svolge anche una funzione per la conciliazione vita-lavoro. E queste persone, una volta che sono formate, che in qualche modo sono verificate, tra virgolette, vengono inserite all'interno di un portale. Il portale si chiama WelfareX ed è un portale che gestisce il welfare territoriale, aziendale e pubblico. Quindi le famiglie poi possono scegliere tra i diversi profili e tra le diverse caratteristiche la family assistant che desiderano. A quel punto c'è un incontro tra domanda e offerta ed entra in campo un'altra cooperativa che è Cooperjob, che ha il compito di gestire, di formalizzare tutta la parte contrattuale e anche i pagamenti, diciamo, e i contributi. Quindi queste persone, quando vanno nelle famiglie, sono in regola, quindi il contratto è formalizzato, regolamentato e quindi c'è anche un'attenzione all'emersione dal cosiddetto lavoro nero, perché in questo modo si rispettano appunto tutte le normative che riguardano il lavoro. Tutta poi la gestione degli appuntamenti operativa viene fatta con il supporto in back office della cooperativa e le famiglie tramite il pagamento con strumenti come le carte di credito regolarizzano, diciamo, l'acquisto dei servizi e in questo modo si chiude il cerchio e quindi si gestisce in maniera innovativa un progetto che attualmente è sperimentale, ma che poi nel lungo periodo si potrebbe poi ampliare ed utilizzare per tutta una serie anche di altri profili come le vere e proprie badanti oppure per esempio con la figura dell'infermiere o delle OSS. Ecco, questo in maniera molto sintetica. Ecco, spero di aver spiegato abbastanza. Grazie. Grazie a Silvia Lanzato. Chiudiamo la nostra conferenza stampa. Invito Learco, che non vorrà venire, e nemmeno Giuliano Tessari, che però l'avevo avvisato per tempo, ecco, per far vedere che visivamente vi invito per un brevissimo saluto, ecco, perché dopo le istituzioni, la regione, il comune, le cooperative, l'altra parte del progetto, come diceva l'assessore Carinato, è il coinvolgimento delle associazioni locali per rendere partecipi gli anziani dei loro territori, per far conoscere anche i territori dei comuni che sono partner. Io ringrazio le associazioni qui rappresentate a nome di tutte le associazioni di vari comuni che abbiamo coinvolto. Ringrazio anch'io gli uffici, abbiamo qui la dottoressa Canu che è instancabile, come dire, organizzatrice amministrativa di queste cose. Tutto ciò è possibile se la squadra funziona bene e io ringrazio tutti quelli che lavorano in squadra con noi. La parola a Learco Nalesso, nostro grandissimo collaboratore, e poi al presidente della Proloco Tessari. Cosa posso dire? Cosa posso dire? Io vi ringrazio tutti di essere qua e di darci una mano di fare tutte queste cose qua, perché da solo non faccio nulla. Ho dei validissimi collaboratori, tra i quali 2 sono qui. Questo è quello che riusciamo a fare. Torno a dire, ringrazio tutti quelli che ci danno una mano, perché sennò non sarebbe realizzabile questa cosa. Grazie. Presidente, si accende il microfono. Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio soprattutto la Regione per averci ospitato, naturalmente, la vice segretaria che ci ha permesso di fare questa visita e ci ha accompagnato fino qua. Ringrazio le strutture e sì, quando il progetto ci è stato presentato facendo memoria dell'età media della Proloco, dei soci della Proloco, ne abbiamo approfittato subito perché vogliamo garantirci un futuro il più possibile agiato, perciò questo è sicuramente un progetto al quale abbiamo dato partenariato con grande fervore e volontà. Grazie di tutti e buona giornata.
Chiudiamo la conferenza stampa con questa riflessione. Quello che facciamo oggi vuole anticipare un pochino i tempi. Se pensate, fra 10 anni avremo una popolazione che sarà molto invecchiata, se i numeri delle nascite sono questi, insomma un po' preoccupanti. Le Arco consegna già a casa i pasti alle persone del comune di Piazzola sul Brenta, e questo progetto delle Family Assistant è il primo passo per arrivare, quando c'è il problema, già pronti, perché la politica si fa anche così, credo che Luciano questo ce l'insegna, si deve arrivare al problema con già delle soluzioni, e non subire il problema, ma arrivare con delle ipotesi di lavoro ed essere pronti quando ne avremo bisogno. Abbiamo una platea abbastanza datata, però è giovane dentro. Qui dentro, se parliamo di invecchiamento attivo, voi lo rispettate, e la vostra presenza qua oggi sicuramente lo conferma, quindi non ci spaventano le sfide, le facciamo, vero? Sicuramente sì. Giusto? Grazie, grazie a tutti. Bene, funziona questo? Funziona. Bene, grazie veramente alla presentazione di oggi. Io saluto anche la mia collega, la vicepresidente della prima commissione, Chiara Luisetto, che anche lei è voluta essere qua con noi per la presentazione, e devo dire che a Piazzola grazie all'amministrazione comunale, alle associazioni e anche al volontariato, le persone sono già state messe in moto varie iniziative. Abbiamo visto prima tutta una serie di iniziative su una delle diapositive di prima, ma anche, mi permetto di dire, anche iniziative diciamo singole, che poi insomma hanno permesso poi magari di costruire qualcos'altro. Ma ho avuto dei casi anche importanti, casi anche sociali importanti, e credo che con questo progetto vi è la vicinanza dell'amministrazione comunale di Piazzola, e non solo, visto che sono coinvolte anche le altre 4 amministrazioni, con quelli che sono i problemi e esigenze dei cittadini e di una popolazione che comunque l'evoluzione e l'andamento dell'età ormai è quello che è, e quindi bisogna prendere atto di questa nuova sfida. Grazie ancora a tutti. Adesso ci organizziamo un attimino, magari facciamo qualche foto anche, se volete facciamo anche una foto anche collettiva qua nel nostro palco. Insomma, cominciamo magari con il presidente dell'associazione, e poi facciamo anche tutti insieme, e poi magari organizziamo qualcosina qua in Consiglio regionale, così c'è anche la possibilità insomma di fare una piccola visita